Come Don Veneziano, siamo su Flight Simulator e proviamo a fare il giro del mondo e continuarlo. Vediamo se c'è ancora il problema del motore. Se c'è, riavvio e ripartiamo dalla pista perché ovviamente non ho, cioè, sarà proprio impossibile purtroppo. Ho dovuto variare anche la rotta perché non c'è l'aeroporto di Gerusalemme, l'aeroporto non presente, e quindi andiamo a Sharm el Sheikh. È una tappa anche lunga, 1384 miglia, appunto da Tunisi a Sharm. Vabbè, insomma, il primo volo diciamo bello lungo, il più lungo finora del giro. E adesso cominceranno un po' i voli più lunghi, perché in Medio Oriente, Nord Africa, così ci saranno voli un po' curiosi. E niente, vediamo se spariamo il giro del mondo, spariamo il drone a Tunisi e ci ribecchiamo per le prime operazioni. Come Don Veneziano, siamo su Flight Simulator e proviamo a fare il giro del mondo e continuarlo. Vediamo se c'è ancora il problema del motore. Se c'è, riavvio e ripartiamo dalla pista perché ovviamente non ho, cioè, sarà proprio impossibile purtroppo. Ho dovuto variare anche la rotta perché non c'è l'aeroporto di Gerusalemme, l'aeroporto non presente, e quindi andiamo a Sharm el Sheikh. È una tappa anche lunga, 1384 miglia, appunto da Tunisi a Sharm. Vabbè, insomma, il primo volo diciamo bello lungo, il più lungo finora del giro. E adesso cominceranno un po' i voli più lunghi, perché in Medio Oriente, Nord Africa, così ci saranno voli un po' curiosi. E niente, vediamo se spariamo il giro del mondo, spariamo il drone a Tunisi e ci ribecchiamo per le prime operazioni. Ok ragazzi, volete ridere? Praticamente mentre stavo registrando la prima parte del volo è uscito l'aggiornamento, l'ho fatto, hanno sistemato il problema del motore, però intanto siamo qua e a questo punto andiamo dalla pista. Ho fatto comunque il rollaggio, poi mi è dato il problema, comunque adesso l'hanno risolto. Hanno messo anche Malaga, l'hanno aggiornato, l'ho già visto anche bene, e niente, però direi di partire adesso. Saluti i coglioni, direi di partire. Grazie. Vai. Vediamo un po' i nuovi aggiornamenti. Ok. E si ritorna con il giro del mondo comandiano. Finalmente, non vedevo l'ora di riprendere. Io farei solo quello praticamente, ma un po' storto, però va bene. Un
po' storto, ma va bene, ma non benissimo. Ok. Airbus Echo Golf Yankee contact Tunis Margaret Center on ONE 25.15. Benissimo, qua. 125.15 for Airbus Echo Golf Yankee. Tunis Margaret Center, Airbus Yankee uniform. Echo Golf Yankee is at 1,400 feet, climbing 14,000 feet. Superiore. E ciao. E adesso ci godiamo. Salutiamo Tunisi e torniamo in Egitto. Ok, no, però magari non con questo, grazie zio Ken. Che fastidio quando faccio sti errori con lo screenshot. Vai. La giornata è sempre bella, ho fatto tutte le cose del caso, è proprio bello oggi, quindi è così, punto. Mi avete arrivato un messaggio, scusate che ho preso delle carte. No, però è troppo bella, mamma mia, stupenda sta foto, la devo fare per forza. E non ho capito cosa devo fare però, perché nel cazzeggiare... Verificare, ma perché? Ogni tanto ho sti problemi. Sono io che schiaccio qualcosa, sono sicuro di questo. Sarà questo? Spero di sì, ma non capisco il problema, io non tocco niente. Ok raga, siamo in salita per 230, 230, ok, perfetto. E adesso vediamo un attimo la mappa, forse hanno sistemato anche quel bug della cabina, speriamo. Ok, sì, siamo partiti regolarmente, abbiamo un bel volo, è il volo più lungo finora del Giro del Mondo, ben 3 ore e un quarto, mamma mia, sì. Bello lungo, ma ne vale assolutamente la pena perché arriviamo a Sharm el Sheikh e forse arriveremo anche con un tramonto barra sera, vedremo. Vabbè, qua vediamo un attimo l'esternazzo. Diciamo che la parte più bella del volo è la parte iniziale a livello di paesaggio, poi avremo tanto mare, tanto Mediterraneo appunto. Però, insomma... poi la parte di Sharm sarà bella che sia sera, tramonto, giorno, non lo so, sarà comunque bello ugualmente. Noi intanto saliamo e godiamo. Ok ragazzi, siamo in pieno Mediterraneo, sole che spacca le pietre e niente, siamo in quota crociera 390 e abbiamo veramente only Mediterraneous. Ok, andiamo in interna, vediamo la mappa. Sì, siamo proprio... abbiamo anche la Sicilia, abbiamo tante belle cose. Per adesso abbiamo mare. Only mare per parecchio. Però insomma dai. Io non vedo l'ora di arrivare in zona di Nuovo Egitto, perché già col carro abbiamo goduto alla grande. E vediamo come Sharm, mi ricordo l'aeroporto, era molto bello l'aeroporto di Flight Simulator X, fatto diciamo ad hoc, sempre da Aerosoft, molto bello. Vediamo come sarà questo diciamo invece nel 2020, che già di base gli aeroporti diciamo di default sono bellissimi, la zona è bella, prevedo godimenti importanti. Con la luna davanti, guardate il romanticismo comendiano del vedere la luna davanti a noi. Eccola là, bella come il sole, anche se la luna, scusate, dopo questa ci possiamo ritirare e comincia il tramontazzo nel Mediterraneo, o sul Mediterraneo,
o dentro il Mediterraneo o ai confini del Mediterraneo. Allora. Guarda che bello, ragazzi. Uno screen me lo godo. Facciamo uno screen qua e uno screen con la luna. E la pula busso con gli occhiali da sole. E la pula busso. Qui si vede male. Ok, perfetto. Manca ancora tanto, siamo ancora ben lontani dalla meta. Però viaggiamo e questo è l'importante. Adesso c'è Bonar, il mitico Bonar. E pian piano cominciamo a ritoccare le coste africane, ma ci vuole ancora un bel po'. Ragazzi, è sceso veramente un tramonto curioso, ma c'è da dire che è amplificato dal fatto che ci stiamo spostando verso est e quindi è molto più accentuato. Bene, allora vediamo un po' le condizioni del volo. Beh, siamo praticamente nel waypoint di Bonar e quindi quando sei a Bonar sei sicuramente più tranquillo. Madonna, guarda qua, cioè guardate quanti aeroporti ci sono qua. Manca ancora però, Arriviamo di sera, quindi atterraggio serale a Sherm. Vediamo. Sì, abbiamo ancora parecchia strada, però bello poter vedere, diciamo, la luna ce l'avevamo sempre davanti, è pazzesco, è qualcosa di meraviglioso. L'unica cosa brutta, l'unica sfiga è che siamo comunque sul Mediterraneo, quindi hai poca visibilità, nel senso non c'è molto da vedere, c'è solo una distesa di mare incredibile. È notte, è buio, è notte. Allora, vediamo un attimo. Guardate che... No, vabbè, ciao. Il classico, no, vabbè, ciao, bellissime. Wow. Vai di screenshot, noi ci speriamo screenshot a manetta. Cioè noi siamo nati per screenshottare il mondo. Vai. Anche perché abbiamo fatto pochi voli notturni, ma qua con la luna così te li godi a cannone, cazzo. Bello bello. Adesso vediamo un attimo però la cabona. Vediamo un po' cosa ci... allora. Ok, qua sono tutti... Andiamo a vedere un po'. Allora, siamo HLTO. Scusate, ma ho le cuffie non addosso per motivi privati e sessuali. Allora, un attimo solo. HLTO. HLTO. ICAO. Ah, zio che? HLTO. Non esiste. Ecco. Ho sbagliato qualcosa? Vediamo di qua dall'app allora. Strano che non mi trovi niente. HLTQ. Forse ho sbagliato io, scusate. No, comunque non trova one cazzo. HLTQ però qua c'è scritto, strano. Allora ricontrollo un attimo.
Tobruk Airport può essere questo. Aeroporto di Tobruk in Libia. Quindi stiamo sorvolando la Libia praticamente, circa. Nel senso, siamo alla nostra destra, di qua abbiamo la Libia. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma è cominciata troppo tardi, guarda, voli da 3 ore, sempre comunque la TC un po' rincoglionita, lo è sempre. Adesso sto cercando di fare il possibile per arrivare giusto, per non fare circumnavigazione del mondo, speriamo. Ma che chew ball però. Ma, boh, la TC è un po' partita, è ufficiale. Ma va bene, ci sta, fa tutto parte del gioco. Sto andando parecchio giù, però, E là cosa c'è? Cos'è sta roba? Quanta l'ignoranza, ma sta roba così non l'ho mai vista. Ma basta! Male perché la TC è un po' andata. Dio Cristo. Ok, manca ancora comunque, siamo ancora ben lontani dalla meta. Cioè, abbastanza lontani, non lontanissimi, però insomma, neanche vicini, ecco. È già la terza volta che ci provo. Ora veramente l'ultimo aggiornamento ha fatto cose che peggiori a TC, più rincoglionita, e ogni tanto crasha e va al desktop senza non sempre parlare. Ho un po' i marron glacé rotti, quindi adesso vediamo se c'è l'avvicinamento, se no veramente. Bello. C'è anche vento. E vediamo se riusciamo a ravvicinarlo. Vento c'è. Vento ne abbiamo, Buono. Ma prima il problema non era il vento, assolutamente. È arrivato adesso il vento dopo 50 volte che ci provo. Perché proprio andava su e giù l'aereo, ma su e giù, no, così, fermato. Ma che cazzo sta succedendo? Raga, io direi di andare di VFR intanto finché non sono di ragione. Guarda, per carità, la grafica ti fa dimenticare i problemi, guardate che roba. È anche tutto molto più fluido, assolutamente. Però troppi problemi. Troppi problemi, ancora lo stesso problema. Ma perché va su, zio povero? Niente, va su. Sentiero di discesa proprio beccato in pieno, oserei dire. Mamma mia.
Vabbè, va di manuale, vaffanculo, sinceramente. C'ho rotto i coglioni. Sono rotto il cazzo e come va? Non è possibile però, non è possibile. Sono molto alto. Raga, tentiamo. Tentiamo l'impossibile, raga. Ma raga, no. One Katzen. Non capisco proprio. 3 volte, raga. 3 volte. 100, 60, 50, 40, 30, 20, vaffanculo. Ok, siamo arrivati però. Guarda, per protesta neanche vado a parcheggiarlo, sinceramente. Tappa di protesta per Veneziano. Tanti problemi. Il nuovo aggiornamento, ve lo dico già per qualcuno, ha creato una TC più rincoglionita. Ha sistemato il problema dei motori, però ha portato altri problemi nell'allineamento, in queste cose qua. Crash ogni tanto torna al desktop così. Ho preso a parlare oggi, è proprio incazzato nero. È una tappa che doveva essere di 3 ore, si è trasformata in 6 ore. Cioè, fio, non è che posso perdere gli anni perché il gioco fa aggiornamenti del cazzo. Scusate, ma sono proprio, mi si girano i maroni. Adesso facciamo voli VFR, vediamo posti che magari non tocco con il giro del mondo, ma il giro del mondo tornerà solo quando sistemano meglio il simulatore, perché così non è possibile. Raga, un saluto del comandante veneziano, alla prossima, ciao, ma stai zitto.